Appuntamento ad Agrigento con le donne impegnate in politica con il partito del governatore Nello Musumeci. Fiaccolata statica a Raffadali, Montevago accoglie i profughi, l'Accademia Belle Arti organizza raccolta fondi. Paolo Cilona presenta il suo ultimo libro al Liceo Classico Empedocle, ERAP oggi la consegna degli attestati OSS. Agrigento pulita fa tappa al plesso Margherita Hack. Calcio, la Kragas conquista la seconda posizione, basket 18ª vittoria consecutiva per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Boom di presenze, compresa quella del Presidente della Regione Nello Musumeci all'evento del deputato Giusy Savarino, un appuntamento che ha messo in risalto le donne di Diventerà Bellissima. Il nostro direttore Arturo Cantella. Positivo il riscontro avuto dell'incontro delle donne di Diventerà Bellissima che si è svolto sabato pomeriggio al Dioscuri Palace di Agrigento. Tante le donne attiviste del movimento, consiglieri comunali, sindaci, provenienti da tutte le parti della Sicilia, che hanno voluto dare il loro contributo raccontando la loro esperienza tra la gente e all'interno del movimento. Diversi gli attestati di stima per la sua attività politica verso la deputata agrigentina Giusy Savarino per la sua presenza e come punto di riferimento al movimento di tante donne siciliane. Al termine il governatore ha voluto chiudere il suo intervento con l'incitamento ai presenti ad andare avanti, certo che il centrodestra unito riproporrà la grande coalizione attorno alla sua persona. Le donne è sempre importante incontrarle in qualunque momento, perché la donna ha una marcia in più, perché la donna ha una sensibilità in più e in politica soprattutto la donna è un valore aggiunto. Noi vorremmo che nell'impegno politico si moltiplicasse la presenza delle donne. Molto spesso per chi è moglie, per chi è madre, per chi è lavoratrice diventa difficile dedicare tempo alla politica, eppure la politica in questo momento ha, soprattutto in questo momento, tanto bisogno della sensibilità della donna. Ecco perché con l'onorevole Savarino e con gli altri parlamentari abbiamo concordato questo incontro. La rappresentanza femminile proviene da ogni parte dell'isola, discuteremo sulle cose fatte, discuteremo su quelle che ancora, e sono tante, restano da fare, però abbiamo la consapevolezza di avere innestato la marcia giusta, perché questo è un percorso che va fatto per intero senza tentennamenti. In Sicilia c'è anche un problema di presenza femminile nel mondo del lavoro, appena il 30%, e poi c'è il problema legato alla violenza non solo domestica, c'è il problema legato ai processi formativi, c'è il problema legato alla politica demografica. Le nostre culle sono sempre più vuote, i nostri ospizi sono sempre più pieni. E di questo una classe dirigente non può non farsi carico. Lei si ritiene soddisfatto dell'opera che ha fatto verso le donne durante il suo governo? Io mi ritengo soddisfatto delle politiche sociali che abbiamo avviato, se si tiene conto che abbiamo iniziato da una condizione di obiettiva difficoltà, nel senso che le risorse nel passato verso le politiche sociali per le donne non apparivano sufficientemente copiose. Abbiamo fatto con il nostro assessorato, ma con un coordinamento di tutti gli assessorati, tutto quello che potevamo fare, ma quando parliamo di politica femminile parliamo soprattutto con l'onorevole Savarino, che non perché donna, ma perché deputata ad occuparsi di questa materia ha potuto approfondirla, e poi, se mi consentite, c'è la sensibilità della donna. La donna in questi anni ha sempre dimostrato di essere la regista delle famiglie, dell'economia familiare, e sempre più donne si laureano, sempre più donne riescono a essere all'apice nelle professioni, e finché questo succede vuol dire che c'è un dinamismo della donna che non può rimanere estranea anche dalla politica.
È chiaro che per poter fare politica, per poter lavorare all'apice, per poter avere ruoli di grande responsabilità ci vuole una rete attorno che aiuti la donna a poter fare tutto questo, una rete familiare, una rete di asili nido, una rete di scuole con il tempo prolungato. La regione siciliana fino a qualche anno fa era l'ultima delle regioni in tutto questo. Ora il presidente Musumeci, il governo Musumeci hanno sbloccato tantissimi fondi che sono in spesa nella nostra regione siciliana e che aiuteranno la donna ad avere più spazi per poter realizzare se stessa. Questo è il senso di questa giornata, dare voce a queste donne che in questi anni abbiamo in qualche modo accompagnato e fatto crescere, quindi una nuova classe dirigente giovane e anche al femminile, e dire che una volta che questa voce la donna ce l'ha, vuole farla sentire ovunque, ma ripeto, senza rivendicazionismo. Io ieri prima di venire qui ho spulciato un poco di buone letture e cercavo una dichiarazione della Merkel sull'essere donna in politica, non ne ho trovato uno. La donna più potente che abbiamo in Europa, riconosciuta dal mondo, non ha mai fatto una politica rivendicazionista o femminista per conquistare il ruolo della donna più potente d'Europa. E così anche la Thatcher, di lei conosciamo solo la frase: se volete che una cosa venga fatta ditela a una donna, se volete che una cosa venga detta ditela a un uomo, ma dopodiché non era una femminista. In Italia l'unica segretaria di partito è una donna di destra come Giorgia Meloni, concreta, determinata, coerente. Ebbene, mentre altri chiacchierano e fanno battaglie di principio, le donne che poi contano e che hanno voce e che conquistano spazi nella politica facendosi rispettare, ebbene sono sempre di centrodestra, e questa è una cosa di cui noi andiamo orgogliose. Nei fatti questo movimento ha eletto tantissime donne, questo movimento in questa provincia aggrega soprattutto sulla figura molto carismatica dell'onorevole Savarino, che è una donna giovane ma di una lunga esperienza politica, che si caratterizza sempre per una grande concretezza e per atti legislativi importanti come la riforma urbanistica, la riforma edilizia, e noi su questo solco cerchiamo di dare il nostro contributo nei territori. Abbiamo la Presidente del Consiglio Comunale a Favara, Miriam Minieri, tanti assessori in tutti i comuni della provincia, e anche ad Agrigento siamo rappresentati da ben 3 donne. Sì, devo dire che sono molto onorata di trovarmi qui oggi insieme a tantissime donne impegnate nel sociale. Non è facile oggi essere donne, madri, mogli, figli, professionisti e allo stesso tempo essere impegnati nel sociale. E sono onorata di questo invito da parte dell'onorevole Savarino a dare il mio contributo alla mia comunità. Come intenderà portare avanti un settore delicato come quello dell'urbanistica al comune di Agrigento, dove ci sono tantissime problematiche, tra quello dei terreni IMU a San Leone con un'altissima aliquota? Sono giorni in cui, diciamo, i proprietari terrieri sono notevolmente arrabbiati. Sì, già in questi primi giorni ho potuto constatare l'immenso lavoro fatto già da questa amministrazione. Adesso vedremo a che punto è lo stato dei lavori e insieme a tutti cercheremo le soluzioni per dare le risposte ai nostri cittadini, risposte che aspettano veramente da tanto tempo. A Villabate, in provincia di Palermo, lungo Viale Europa, un'automobile Volkswagen per cause in corso di accertamento si è schiantata contro alcune auto parcheggiate e poi contro il muro di un negozio. Il conducente, Salvatore Scire, 39 anni, palermitano, padre di 2 bambini, è morto. I sanitari del 118, subito intervenuti sul posto, hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Sull'asfalto non vi è nessun segno di frenata. Si presume che Scire sia stato colto da un malore improvviso o da un colpo di sonno. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri. L'amministrazione comunale di Agrigento non intende abbandonare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, anzi vuole migliorare l'attuale sistema per venire incontro alle esigenze dei cittadini, sia per una razionalizzazione del servizio. L'assessore alla nettezza urbana Aurelio Trupia sottolinea: la raccolta differenziata si continuerà a fare anche con l'ausilio dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato, come stanno facendo tantissime città italiane. Considerato il costo enorme del solo porta a porta, prosegue Trupia, ci stiamo orientando verso un sistema misto che consente di risparmiare nella raccolta per potenziare altri servizi come spazzamento e scerbamento.
L'amministrazione comunale di Montevago si mobilita per aiutare il popolo ucraino accogliendo in paese donne e bambini in fuga dalla guerra. Vediamo. Continuano le gare di solidarietà da parte della collettività verso i profughi ucraini, tante le disponibilità di posti letto che stanno arrivando da più parti della nostra provincia. Qualche giorno fa è stato il comune di Joppolo in testa, che nell'iniziativa ha accolto una famiglia, diverse persone. Ora anche il comune di Montevago, attraverso il sindaco onorevole Margherita La Rocca Rubolo, che afferma come già 3 famiglie hanno messo a disposizione le loro case. Quando ho saputo che ci sono associazioni disponibili a partire da Roma con furgoncini, con macchine abbastanza capienti per arrivare alla frontiera polacca e poter prendere donne e bambini da portare in Italia e dare loro in questo momento accoglienza, a quel punto ho pensato: e Montevago cosa può fare? E l'idea che mi è venuta è quella di pensare ai tanti appartamenti liberi che a Montevago ci sono. L'idea è stata quella di intanto capire le casse comunali come sono messe, siccome sono casse comunali sane, la possibilità di poter affittare degli appartamenti da poi destinare proprio a questo utilizzo. Quindi il mio annuncio oggi, la mia richiesta, il mio appello, mio e dell'amministrazione comunale, è quella di dire ai montevaghesi: se avete delle case disponibili e quindi anche poterle ammobiliare noi, pertanto serve l'essenziale, e in ogni caso muovere questa macchina della solidarietà mi è sembrata una delle cose più normali, anche perché tantissimi esempi ci sono in questo momento che stanno facendo questo, quindi dalla Sicilia a tutta l'Italia e credo tutta l'Europa si stia mobilitando per questi nostri fratelli ucraini, per queste donne e bambini che vengono lasciati dagli uomini alla frontiera e poi devono poter raggiungere posti sicuri. Ero partita con una famiglia che non vive a Montevago ma che ha un appartamento arredato e l'ha messo a disposizione addirittura a titolo gratuito, e da questa cosa ne sono sorte già altre 2 famiglie, mi hanno dato la disponibilità, quindi in questo momento già 3 famiglie montevaghesi, che ringrazio per questo senso di solidarietà, si sono dette disponibili ad accogliere questi nuclei familiari, perché poi magari sono mamme con bambini o c'è un legame di sangue tra di loro. Ho parlato con la Caritas diocesana e ho dato già la disponibilità col governo regionale, però sempre a livello burocratico a volte ci si impiega molto più tempo. Siccome qui bisogna agire presto e subito, allora il subito è sempre affidato al volontariato, e quindi questo volontariato che si fa macchina di solidarietà è benvenuto. Anche il comune di Raffadali con le associazioni del territorio organizza una fiaccolata statica contro la guerra in Ucraina. Vediamo. Fiaccolata statica, così hanno voluto intitolare a Raffadali la manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo ucraino così barbaramente attaccato dalla Russia di Putin. Ferme le parole del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, così come quelle dell'arciprete Don Stefano Casà, nel condannare la vile aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Toccanti anche le testimonianze di una ragazza ucraina arrivata proprio ieri sera qui a Raffadali, Anastasia, che ha raccontato a tutti i raffadalesi quello che ha vissuto in questi giorni. Si è svegliata di notte sotto le bombe, è dovuta scappare e finalmente stanotte ha detto, e questo ha toccato molto il cuore dei raffadalesi, per la prima volta è riuscita a dormire, cosa che non aveva fatto nelle precedenti 2 settimane. Una testimonianza veramente che ha toccato il cuore di tutti. Secondo il suo punto di vista, che speranza ci può essere? Guardi, io penso che quanto gli interessi forti di un popolo portano il loro presidente, poi l'atteggiamento di Putin non è facile capirlo, perché sta mettendo anche in ginocchio l'economia che lui, del suo popolo, il popolo russo, che lui pensa in questo momento di difendere. Sta mettendo di nuovo in serie difficoltà il mondo intero. Si è addirittura parlato qualche giorno di utilizzare le armi nucleari, non pensando qual è l'effetto dell'utilizzo di un'arma del genere. Sta aggredendo un popolo
che lui dice di essere suo fratello, che è il popolo ucraino, sta mettendo in seria difficoltà il proprio popolo, sta cercando di ritornare, di cancellare tanti anni di storia, perché sono convinto che il popolo russo non è a conoscenza di tutto ciò che Putin sta facendo, sta oscurando il telegiornale locale, non dà spazio alle voci libere, anzi sta mettendo una legge in cui tutti coloro che sono in dissenso contro il suo volere addirittura vengono arrestati. Io penso che è un atteggiamento peggio di quello che è stato usato nel secondo conflitto mondiale. Lui dice che sono altri i fascisti e nazisti, ma penso che il suo atteggiamento sia andato oltre in un momento in cui parlare di guerra nel mondo è veramente un ritorno cancellando tanti anni di storia. Certamente è un messaggio di speranza questo, perché noi sappiamo che l'ultima parola non è la morte ma è la vita, e noi crediamo in questo, perché Gesù ce l'ha detto e noi siamo dalla sua parte e ci crediamo che questo si possa realizzare. E quindi sono speranzoso che sicuramente ci saranno spiragli di pace che si stanno aprendo da parte di tutto il mondo, e sicuramente questa voce, questo grido giungerà a chi deve giungere. Intanto partiamo dalla pace dei nostri cuori e sicuramente se siamo noi in pace con noi stessi, con Dio e con il Creato, questa pace a macchia d'olio si allargherà e giungerà dove deve arrivare. Grazie. Я растеряна, не знаю, что сказать. Сегодня первый день, как мы только приехали, поэтому тяжело что-то говорить, но я хочу поблагодарить всех людей, которых я встретила сегодня, потому что очень сердечно нас встречали. Тепло. У вас очень большое сердце, работать. Вы очень добрые, очень гостеприимные, дружелюбные и отзывчивые люди. Спасибо вам большое. È soltanto il primo giorno che sono arrivata qui, non posso dire granché, però voglio dire soltanto che siete del popolo veramente molto amichevole, generoso e con un cuore grandissimo, non me lo aspettavo. Sua madre ha detto: non ci posso credere che è silenzio fuori, non c'è il rumore delle sirene e delle bombe. Da chi sono ospitati, signore? Кто вас, у кого вы в гостях? Un prossimo appuntamento, lei ha detto di un venerdì. Sì, un appuntamento importante, quello di venerdì giorno 11 alle ore 19 nella cattedrale di Agrigento. Ci sarà una Via Crucis presieduta dal nostro vescovo Monsignor Damiano, con gli ucraini presenti nella nostra diocesi. Sono circa una sessantina di ucraini che sono residenti già da parecchi anni, sposati con nostri connazionali e che vivono da tempo qui, e quindi stiamo cercando di metterli insieme e vivere questo momento particolare con loro, per essere sempre di più una chiesa vicina, proprio in questo momento, vicina a loro, che hanno familiari lì in Ucraina, e quindi stiamo portando avanti questa iniziativa come diocesi per vivere insieme questo momento, con gli ucraini in particolare, ma poi con tutta. Gli studenti dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento vendono quadri per aiutare i profughi ucraini. Vediamo. Noi dell'Accademia siamo qui impegnati nel sociale perché quello che potevamo fare chiaramente è lanciare un messaggio, e l'arte è un linguaggio, quindi in quanto linguaggio guai quell'arte che non comunica nulla, quindi oggi siamo qui proprio per dare il nostro contributo e abbiamo organizzato questa piccola raccolta fondi proprio per sensibilizzare chiaramente i giovani, la popolazione verso qualcosa che può capitare a chiunque, anche a noi, e per dare un aiuto concreto attraverso dei canali umanitari, delle associazioni umanitarie che si occupano proprio di dare aiuti concreti alle popolazioni colpite dalla guerra. E attraverso un'offerta libera è possibile avere
un'opera realizzata dai ragazzi dell'Accademia che hanno donato spontaneamente e dare un contributo, e questa è la cosa molto importante. L'arte è libertà. Chiaramente noi ci occupiamo di arte, non entriamo nel merito, però l'Accademia tutta, i ragazzi, in quanto comunque anche artisti, si dissociano sempre dalla produzione di armi, dallo smercio di armi, in qualsiasi modo e su qualsiasi... Oggi siamo a Porta di Ponte in qualità di assessore alla cultura a sostenere l'iniziativa proposta dall'Accademia delle Belle Arti di Agrigento per dare un segnale, diciamo, un contributo anche a tutte le esigenze che sono scaturite da questa brutta guerra, di questo conflitto che vede coinvolta l'Ucraina e la Russia. Chiaramente la città di Agrigento è a sostegno e a supporto soprattutto del popolo ucraino, in quanto si sono attivate tutta una serie di iniziative che vedono coinvolte tantissime persone, e oggi con questa raccolta fondi pro appunto rifugiati, chiamiamoli così, anche importati dalla guerra, che stanno arrivando in Italia, si stanno attivando tantissime persone a raccogliere dei fondi in qualsiasi modo, dalla raccolta di abiti. Oggi invece siamo alla raccolta di fondi tramite la cessione di quadri realizzati dai ragazzi dell'Accademia. La nostra posizione chiaramente è a favore dell'Ucraina e contro ogni forma comunque di violenza, e siamo attivi e operativi affinché possiamo contribuire fattivamente ad aiutare questa popolazione, e comunque siamo contro ogni forma di violenza, quindi auspichiamo in un immediato stop di questa brutta guerra che si sta vedendo coinvolta. Fratelli d'Italia oggi condanna apertamente la guerra che c'è in atto. Da parte di Fratelli d'Italia e del gruppo dirigente provinciale e anche regionale, naturalmente stiamo facendo una serie di manifestazioni a favore del popolo ucraino. Oggi la guerra va condannata perché nel 2022 è inaccettabile che un popolo cerca di distruggere i confini di un altro popolo. Quello sta accadendo oggi nel 2022. Quindi noi condanniamo apertamente questa guerra. Questa manifestazione di oggi, che poi ne parlerà l'assessore Ciulla, naturalmente è un segnale che vogliamo dare veramente all'esterno. È importante l'iniziativa dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento a favore dell'Ucraina. I ragazzi hanno donato diverse opere che sono state date in omaggio a coloro che davano un contributo finanziario proprio per l'Ucraina. Ed è importante questa funzione anche didattica ed educativa per i giovani. Considerate che i ragazzi dell'Accademia al 90% faranno gli insegnanti, e quindi devono avere una preparazione, oltre che politica, e intendo dire politica non partitica, per la gestione e la formazione dei giovani. Quindi questa è un'iniziativa che hanno partecipato diversi cittadini, anche diversi stranieri che sono fermati qui al centro di Agrigento, e hanno dato il loro contributo finanziario, e in cambio hanno avuto un dipinto su tela o un disegno. L'Accademia è lieta di svolgere attività a favore della comunità, e in questo caso a svolgere quest'opera particolare per coloro che sono colpiti in questo momento in Ucraina, e per una guerra che non si può giustificare nei tempi in cui viviamo. Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina e presidente dell'Osservatorio nazionale sulle fake news di Confassociazioni, che da anni studia il fenomeno della disinformazione, ritorna sulla guerra in Ucraina, soprattutto dopo che l'ente statale russo che controlla le telecomunicazioni ha stoppato Facebook ma non il social cinese. Vediamo. C'era da aspettarselo che Putin aggrediva anche i mezzi di informazione? Sì, già Napoleone aveva detto che 5 giornalisti erano molto più pericolosi di un plotone di soldati. Figuriamoci che cosa sta accadendo in questa guerra, dove la verità la conosciamo soltanto a pezzi, e dove le fake news sono entrate a pieno titolo, dove Putin ha deciso immediatamente di dare sanzioni ai giornalisti. Addirittura si parla di 45.000 euro per
per i giornalisti che non seguono la linea del Cremlino è un arresto fino a 15 anni di reclusione. Bloccato anche Facebook, bloccati i social network. Ormai è difficilissimo conoscere qualcosa che sia diverso dal pensiero di Putin. E persino la stessa definizione di fake news è cambiata. Noi abbiamo provato scientificamente a dimostrare come una notizia falsa trasformata in verosimile può essere credibile e creduta, ma Putin ha naturalmente sconfessato tutto quello che disattende le sue aspettative e ha fatto passare l'idea che tutto quello che non viene dalle sue fonti è naturalmente una fake news. Davvero molto pericoloso quello che sta accadendo. L'Ordine dei giornalisti italiano ha cercato di far sapere che tutto quello che sta accadendo è terribile. È un attacco violentissimo alla democrazia che non ci possiamo completamente permettere. Furto in un deposito agricolo vicino Racalmuto. I ladri, una volta dentro la struttura, sono riusciti a portar via una motozappa, una tagliaerba, 2 cesoie, circa 30 mastelli in plastica, circa 10 litri di gasolio e altri 2 mezzi agricoli. Il danno è stato quantificato in circa 3.000 euro. A fare la scoperta è stato il proprietario, che ha subito allertato i carabinieri della locale stazione. Avviate le indagini per risalire ai responsabili. 2 giovani empedoclini di 18 anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso utilizzo indebito di carta di credito dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto ricostruito, i 2 hanno utilizzato una carta di credito risultata rubata, tentando di prelevare denaro contante in uno sportello bancomat, operazione che ovviamente non soltanto non è riuscita, ma che ha permesso anche alle forze dell'ordine di individuarli dopo essere stati immortalati dalle telecamere. Ai 2 empedoclini viene anche contestato il furto di una banconota di 50 euro custodita all'interno del portafoglio derubato. Operazione congiunta ieri pomeriggio a San Leone, quartiere balneare di Agrigento, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale contro il commercio abusivo e vendita di prodotti contraffatti. Sequestrati circa 1.600 articoli di vario genere, giubbotti, abbigliamento, borse e scarpe per un valore di circa 20.000 euro. Oltre all'ingente quantità di merce sequestrata, è stato denunciato un soggetto per contraffazione e ricettazione. Raid vandalico all'interno di Villa del Sole, parco comunale del centro città di Agrigento. Ignoti sono riusciti a forzare il cancello d'ingresso ed entrare. Una volta all'interno hanno preso un grosso vaso in ceramica posizionato per adornare la villa e lo hanno scaraventato sulla carreggiata distruggendolo in 1000 pezzi. I cocci del vaso hanno invaso la strada con gli automobilisti costretti a veri e propri slalom. Parliamo adesso di ERAP, realtà di riferimento importante nel mondo della formazione. Oggi la consegna degli attestati OS. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella a Pietro Asaro. Siamo qui all'ERAP Agrigento Villaggio Mosè con tantissime offerte, tantissime iniziative, anche numerosi gente che viene qui, tanti ragazzi che si avviano al lavoro, insomma un'offerta che aumenta giorno dopo giorno. Sì, l'offerta aumenta giorno dopo giorno, siamo ormai un ente che è ben radicato nella società agrigentina, perché abbiamo un accesso giornaliero di circa 20-30 persone che vengono per informazioni e comunque vari corsi avviati. Oggi difatti consegniamo 25 qualifiche professionali di operatore sociosanitario che sono state consegnate dall'assessorato alla salute e che noi stiamo dando ai ragazzi che hanno fatto il corso. Sono 25 persone di un corso che è finito a dicembre con regolare esame e che oggi vede la consegna, ripeto, di queste qualifiche dateci a noi dall'assessorato e che noi dall'assessorato stiamo consegnando ai ragazzi. Un ottimo corso che ha avuto un suo percorso normale fatto di teoria, di pratica, soprattutto di tirocinio negli ospedali, e quindi ha visto un'attività corsuale intensa di queste persone, a dimostrazione di quella che è la serietà professionale
dal 1996 a oggi dell'ERAP. Oggi gli attestati di consegna all'ERAP, il frutto e il risultato di un'intensa attività formativa. Sì, oggi con l'esame svolto il 16 dicembre finalmente abbiamo consegnato gli attestati, quindi per gli allievi naturalmente un momento spero di felicità e di gioia, perché hanno aspettato così tanto, però naturalmente servirà per dare loro un futuro, spero, nel campo della sanità. Le offerte sono tante, facciamo un appello a chi ancora vuole intraprendere qualche nuova attività formativa. Certo, insomma, i nostri enti sono in grado ancora di poter elargire un po' questo tipo di attestato, speriamo bene in un prossimo futuro, dai. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Nona tappa del progetto Agrigento Pulita al plesso Margherita Hack dell'Istituto Rita Levi Montalcini. Vediamo. Un incontro si è svolto presso il Ples Margherita Hack dell'Istituto Rita Levi Montalcini con il sindaco, l'assessore principato, il dirigente scolastico Luigi Costanza, il presidente di Italia Nostra Falcetta. Il sindaco afferma come sono rimasto notevolmente colpito dagli interventi degli alunni Elia Montante e Sara Licata, due giovani che mi hanno consegnato, dopo averle lette, 2 lettere molto interessanti. L'iniziativa continuerà anche in altre scuole e vedrà impegnato il comune di Agrigento, oltre 1500 studenti, 5 istituti comprensivi, 6 associazioni ambientaliste e le ditte di servizio di igiene ambientale di Agrigento. Proseguiamo questo viaggio itinerante nella nostra scuola con questo progetto portato avanti brillantemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Miccichè, che mi onoro di avere accanto, dall'assessore principato, in collaborazione con gli esponenti di Italia Nostra. Qui abbiamo la presidente Falcetta e la sua collaboratrice De Filippi. Abbiamo iniziato questo percorso questo progetto voluto dall'amministrazione comunale di Agrigento Pulita, un progetto che mira a valorizzare sempre più la nostra bella Agrigento, la più bella città dei mortali. Anche oggi con gli alunni dell'Istituto Montalcini, del plesso Margherita Hack, siamo qui per trasmettere questo alto valore formativo, che è quello di inculcare nelle giovani generazioni il senso della bellezza, perché viviamo in una città bella e tutti quanti dobbiamo concorrere a tenerla sempre più pulita, partendo dalle cose più semplici. Perché questo progetto Agrigento Pulita? Perché nonostante l'impegno del comune, dell'amministrazione comunale e l'impegno anche delle ditte, io non sono soddisfatto per niente della pulizia di Agrigento. In effetti Agrigento non è una città ancora pulita. Quindi perché ci siamo rivolti a voi ragazzi, a voi giovani? Voi siete in un'età tale da... Io l'ho sempre paragonato alle spugne. Voi siete come una spugna, che la spugna tu la metti in mezzo all'acqua e subito si ingrandisce e assorbe più acqua possibile. Voi avete una grande capacità intellettiva, una grande capacità di memoria, tale da poter assimilare e a dare voi lezioni agli adulti. Quindi adesso le parti si invertono. Non siamo noi adulti a insegnare a voi e voi dovete imparare, ma dovete essere voi ragazzi a insegnare a noi adulti e noi dobbiamo imparare. Ma cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare nel senso civico, un senso di rispetto per l'ambiente. Saluto ovviamente i presenti per quello che è l'impegno che ci metteranno adesso a spiegarvi tutto quello che è l'aspetto della sensibilizzazione che noi vogliamo rivolgere tramite voi alle vostre famiglie sul tema dell'ambiente e della salvaguardia del nostro territorio. Io e la mia amica siamo qui oggi in rappresentanza di Italia Nostra. Siamo un'associazione che tutela l'ambiente e ringrazio l'amministrazione comunale e il vostro dirigente scolastico che ci hanno dato l'opportunità di fare questi incontri con voi. Parleremo di educazione ambientale, ma soprattutto, come vi ha anticipato il sindaco, parleremo di raccolta differenziata, perché come voi potete capire è molto importante fare bene la raccolta differenziata e farla tutti. Voi siete giovani, avete
la capacità anche di mostrare agli adulti come ci si comporta. Fra poco vedrete anche un filmato molto interessante, poi parleremo e daremo spazio alle vostre domande. Buongiorno signor Sindaco, volevamo scriverle per dirle ciò che accade all'interno di una città meravigliosa come quella della nostra Agrigento. La città è già bella, ma si potrebbe migliorare sempre di più. Purtroppo esistono alcune problematiche che si potrebbero risolvere con l'aiuto dei nostri concittadini, ma anche delle istituzioni. Bisognerebbe incentivare i cittadini a un maggior senso di responsabilità, invitandoli a non gettare alcun tipo di rifiuto per le strade urbane e non vandalizzare le aree comuni. Sarebbe opportuno aumentare anche le aree verdi ed eliminare le sterpaglie che crescono lungo le nostre vie e che non rendono giustizia alla bellezza della nostra città dinanzi agli occhi non solo di noi cittadini, ma anche dei numerosi turisti che vengono a visitarla. Un altro problema che va attenzionato è quello che riguarda la situazione delle nostre strade urbane, che soprattutto nella frazione balneare di San Leone sono disastrate. Grazie mille per l'attenzione e le auguriamo una buona giornata. Egregio signor Sindaco di Agrigento, è da quando vado a scuola che mi si dice che noi giovani siamo il futuro. Ed è vero, ma il futuro di cosa? Il futuro della nazione? Se è così è chiaro che devono essere la famiglia e lo Stato a prepararci. E in quali ambiti? L'istruzione, il lavoro, l'ambiente e la sanità. Su tutti l'istruzione, fondamentale per ogni Stato, è l'istruzione dei suoi giovani. È l'istruzione che deve prepararci ad un sano comportamento adeguato, educato ed integrato nel contesto sociale in cui viviamo e ci deve preparare al lavoro. E il nostro lavoro si deve svolgere in un ambiente sano e sostenibile. Ma negli ultimi anni poco si è fatto per noi giovani, sia in ambito nazionale che soprattutto locale. E noi giovani in atto rappresentiamo uno dei gruppi sociali maggiormente penalizzati e sui quali grava l'incertezza per il futuro. E per ultimo si è anche aggiunta un'assurda guerra. Ed è in questo contesto, in quali ruoli, lei, signor Sindaco, può esercitare le sue attività? Qui non si vuole fare un freddo elenco di tutte le cose che non vanno nella città di Agrigento, perché sarebbe banale. Agrigento viene giudicata una città turistica bellissima, e lo è, ma la pulizia delle strade, la loro manutenzione, il decoro urbano, i servizi pubblici igienici, i servizi urbani di trasporto, la viabilità e i parcheggi, la tenuta del verde pubblico, la tenuta della fascia balneare costiera, sono da città turistica? Premesso che noi giovani vogliamo essere partecipi delle scelte che si faranno in questa città, scelte che possono incidere sul nostro futuro. A nome di tutti noi, oggi giovani, ma domani classe dirigente di questa città, le chiediamo un maggiore impegno nella soluzione delle problematiche sopra evidenziate. Siamo fiduciosi di un suo futuro impegno che, oltre ad un futuro, ci possa anche garantire un presente migliore. Ci scusi se siamo stati polemici, ma questa è la nostra terra, nella quale vogliamo costruire le nostre famiglie ed il nostro lavoro. Non vogliamo andare a lavorare fuori, ma qui, dove le nostre radici ci tengono saldi a questa città meravigliosa. La ringraziamo per il suo impegno e per le pompe di calore celermente installate nella nostra scuola, che adesso è calda ed accogliente, ma potrebbe esserlo ancora di più con dei nuovi locali, magari dotati di una palestra al coperto. Chiediamo troppo? Speriamo di no. Sono lettere, non sono assolutamente lettere di protesta, anzi sono lettere di stimolo. Sono degli appunti che loro hanno in maniera molto precisa raccolto e mi hanno donato, e questi appunti per me saranno uno stimolo, saranno un promemoria per quello. Si intitola Storie di donne della terra agrigentina, il libro di Paolo Cilona che è stato presentato al Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Si tratta di un'iniziativa che si lega alla Giornata Internazionale della Donna. Arturo Cantella. Continuano al Liceo Classico Empedocle gli incontri con gli autori. Oggi si parlerà delle donne illustri che nel libro di Cilona sono state citate, donne agrigentine, anche in vista della prossima festa dell'8 marzo. Sì, come sempre il Liceo Classico e Musicale Empedocle ha voluto essere al centro di questo dibattito che riguarda le donne in vista proprio della Giornata Internazionale della Donna che si celebra ogni 8 marzo. Oggi abbiamo un ospite illustre, il dottor Paolo Cilona, che presenterà ai nostri studenti il libro Donne agrigentine, riguardanti appunto figure femminili a noi vicine non nel tempo e magari non nello spazio, ma vicine per stato d'animo, per coraggio, per atteggiamenti e per determinazione. Ancora oggi un esempio per ciascuna di noi. Ecco, quanto sono importanti questi momenti anche per i ragazzi? Sono importantissimi, i ragazzi hanno già letto il libro e instaureranno un vero e proprio dibattito con l'autore ponendogli delle domande. L'autore ha ripercorso la vita di queste donne che nel passato hanno lottato per i loro diritti che oggi forse sembrano scontati, ma che sono proprio dovuti al frutto del sacrificio
di queste donne, per noi esempi imprescindibili. Continuano le rappresentazioni scolastiche del libro che parla delle donne agrigentine nel mondo della scuola. Un ottimo esempio tra le tante agrigentine conosciute, ecco qualcuna in particolare, dottore Cilona. Beh, sono tante le donne che io tratto in questo libro, che ha trovato grande interesse da parte degli studenti, da parte della comunità agrigentina. Sono donne importanti, sono donne geniali, creatrici e soprattutto donne che hanno lasciato esempi indelebili del loro cammino umano e professionale. Tra le tante mi pare anche giusto ricordare la professoressa Cremona, che ha dato tanto dal punto di vista come docente al liceo, ma anche è stata una grande imprenditrice che creò per la prima volta un grande albergo proprio nella nostra città, chiamandolo il Mediterraneo. E poi ci sono tante altre donne che effettivamente sono state qui luce di un cammino favoloso, donne che hanno dato qualcosa che altri non hanno mai pensato, come ad esempio a Curcia Pumilia, che nel 1905 andò a fare una manifestazione di protesta davanti alla prefettura perché lei giustamente voleva avere anche il diritto di voto. Oggi riproponiamo la presentazione del libro di Paolo Cilona, del dottore Cilona, sulle donne agrigentine che si sono distinte per essere le prime donne ad affrontare alcune tematiche e a creare i primi sodalizi nella città di Agrigento. Il libro è già stato presentato al Consorzio Universitario in un precedente liceo, al liceo Leonardo. E continueremo questa strada nella presentazione di questo testo utilissimo, che sarebbe auspicabile adottato almeno alcuni testi nei vari licei. Si tratta di signore, di donne molto note nell'Agrigentino. Io ne ho conosciute parecchie e mi sono dedicata ad approfondire la personalità delle signore Bonfiglio, la nonna e la mamma delle notissime Rosa Bonfiglio Miceli e Bianca Bonfiglio Rubino, e il fratello Angelo Bonfiglio, che è stato presidente della regione, perché sono state le prime signore, la prima nel 1864 è nata, a creare i primi sodalizi femminili con laboratori di ricamo, luoghi di ritrovo ai quali partecipava a queste riunioni il vescovo di allora, Peruzzo, e poi queste associazioni sono state sostituite dall'Ande, da Maria Cristina Recente e dalla Fidapa sezione di Agrigento. Ecco, l'Ande si propone sempre in prima fila per queste iniziative, in particolare queste che riguardano le donne, in vista dell'8 marzo. Siamo di nuovo qui in mezzo ai ragazzi, ieri al liceo scientifico, oggi al liceo classico, grazie alla preside, alla Maria Cristina di Savoia con Marina Arnone e con il dottore Cilona. Quindi oggi sarà una giornata di nuovo intensa a presentare le belle figure femminili dell'Agrigentino come esempio di virtù e come modello di vita. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi comunica che il 10 marzo, giornata dei beni culturali siciliani dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa, l'accesso ai luoghi di cultura della regione siciliana sarà gratuito. La giornata, in ricordo dell'ex assessore regionale, nasce con l'intento di promuovere ogni iniziativa utile alla diffusione della sua eredità scientifica e intellettuale, anche tramite iniziative volte alla fruizione del patrimonio culturale della regione siciliana. Adesso siamo allo sport calcio, 23esima giornata del campionato di eccellenza in cui l'Acragas conquista la seconda posizione in classifica. Uno sguardo anche a tutte le altre sfide che hanno coinvolto squadre agrigentine. Carmelo Lentini. Obiettivo raggiunto per l'Acragas di Nicolò Terranova, che supera di misura un Coriaccio Castellammare e guadagna 3 punti importanti che consentono di guadagnare la seconda ed agognata posizione in classifica generale. Si tratta del 7° risultato utile consecutivo per la compagine biancazzurra, che adesso deve difendere questa posizione raggiunta in previsione dei prossimi futuri playoff.
È stata una gara molto combattuta da ambo le parti che ha messo in evidenza la buona predisposizione tecnico-tattica dell'Akragas, ma anche la tenacia del Castellammare, che ha cercato in tutti i modi di uscire indenne dall'Esneto. Dopo un inizio molto equilibrato, la gara si è sbloccata al 44esimo. Prestia, sicuramente tra i migliori in campo, entra in velocità dentro l'area avversaria, ma affrontato malamente da un difensore viene atterrato fallosamente. Per l'arbitro non ci sono dubbi ed assegna il penalty. Dagli 11 metri trasforma lo specialista Pavisic. Un vantaggio meritato e legittimato anche da altre occasioni sprecate per un soffio da Finesse Tunis, cui è seguita la traversa piena colpita da Tarantino. Adesso l'Akragas ritorna in campo sabato prossimo, fuori casa contro il CUS Palermo. Dunque Canicattì ed Akragas vincono ed allungano in classifica generale. La compagine di Lillo Bonfatto, pur senza alcune pedine importanti, è riuscita a superare in derby i cugini del Pro Favara, grazie ad un gol di Celin al 64esimo. Anche il Don Carlo Misilmere conosce l'onda della seconda sconfitta di fila e dice addio al secondo posto. La squadra palermitana ha ceduto a Mazzara contro la Mazzarese con un pesante 3-0. Sconfitto di misura il Casteltermine ad Enna, mentre lo Sciacca rifila una cinquina di rete al malcapitato Monreale. Da sottolineare il gesto dei calciatori dell'Akragas, che sono scesi in campo con una fascia gialla-azzurra al braccio della bandiera dell'Ucraina. L'iniziativa di solidarietà è stata autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Sicilia. Ed ora vediamo un po' i risultati della giornata. Akragas Castellammare 1-0, Canicattì Pro Favara 1-0, Enna Casteltermini 1-0, Nissa Mazzara 1-0, Marineo Vattemarsala 4-1, Mazzarese Don Carlo Misilmeri 3-0, Sciacca Monreale 5-0, Parvon Valcus Palermo 3-2, giocata sabato in anticipo. Mister, vittoria sofferta ma alla fine meritata per l'Akragas, che adesso agguanta il secondo posto in classifica. Sì, quando le vittorie sono sofferte sono anche più belle, anche se onestamente devo essere sincero, è la migliore prestazione dell'Akragas da quando sono un allenatore di questa squadra. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali, nella prima frazione di gioco siamo riusciti ad uscire un paio di volte, a creare tante situazioni da rete, poi bloccato il risultato, potevamo chiuderla prima, abbiamo rischiato soltanto su alcune situazioni sporche, però era giusto così. Era questa la gara che ti aspettavi? Sì, era la gara che ci aspettavamo, la gara contro un avversario che difendeva molto basso, quindi sapevamo di avere poca profondità e dovevamo essere bravi a sfruttare qualsiasi tipo di situazione. Questa vittoria che importanza ha e soprattutto adesso la guardi la classifica? È una vittoria che ci dà ancora di più autostima, una vittoria che ci fa lavorare con più serenità, una vittoria che ci consente di guardare il futuro essendo molto più positivi rispetto a prima. Stefano Majorano, partita complicata, difficile per l'Akragas, vinta però con merito dai biancazzurri, 3 punti fondamentali, adesso secondo posto per l'Akragas. Sì, ma in questo momento sono tutte partite difficili, sia per chi vuole arrivare ai playoff, chi si deve salvare, chi ha degli obiettivi. È normale, questo qui sono l'ultimo sgoccio del campionato, quindi tutte partite che saranno difficili. Che partita è stata, Stefano? Ma una partita dura, una partita maschia su un campo che purtroppo al momento ci sta condizionando, perché è una squadra che cerca di giocare, cerca di imporre comunque il proprio gioco, invece loro sono di qui a difendersi. È molto più facile per una squadra difendersi che costruire su questo campo. Quarta vittoria di fila, cos'è cambiato rispetto ad un mese fa? Ma penso che ci siamo dedicati solo al lavoro. Purtroppo il calcio è fatto di momenti e c'è stato quel momento negativo, siamo stati bravi a superarlo e ora cerchiamo di fare più punti possibili, raggiungere la miglior posizione e giocarci i playoff. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria, panoramica sui campionati di promozione e prima categoria con Carmelo Lentini.
Turno infelice per le due agrigentine presenti nel girone A di promozione. Sia Camarat che Raffadali sono andati incontro ad altrettante sconfitte. Più cogente quella allenata da Giovanni Fassone, che ha perso al cospetto dei propri tifosi per 1-3. La compagine raffadalese era passata per prima in vantaggio con Polito, ma la capolista prima raddrizzava il risultato con Duro e poi vinceva grazie alle marcature di Clemente e Mercante. Morale della favola, il Camarat precipita in terz'ultima posizione, mentre il Raffadale rimane sempre in sesta posizione. Scendendo di categoria, solo Gemini e Atletico Favara hanno vinto tra le squadre agrigentine impegnate nel girone B di prima categoria. La squadra della montagna del tecnico Renato Maggio non ha avuto grosse difficoltà a piegare con una manita la malcapitata sommatinese. 5 gol con tripletta di Messina e reti di Messineo e Petruzzella. Stessa sorte è capitata al Ravanusa, che ingassa una quaterna sul campo della capolista Aspra. Infine il derby agrigentino tra Atletico Favara ed Empedoclina, vinto dai padroni di casa con il risultato di 3-2. Ci sono state 2 doppiette, una per parte, di Bunone per la compagine favarese ed Indelicato da parte marinara. A decidere la gara in favore dell'Atletico è stata un'autorete granata. Basket Serie B, la Fortitudo Moncada Agrigento ha conquistato la 18ª vittoria consecutiva vincendo in trasferta ad Avellino 62-59. Gincana con le Vespie d'Agrigento rivolte agli under 18. Vediamo. In Italia abbiamo realizzato un meeting under 18 per vespistico per la Gincana. È una specialità degli anni 60, fa parte della storia della Vespa. L'abbiamo riscoperta e adesso abbiamo invogliato tanti ragazzi. Sono ben 47 ragazzi che partecipano alla nostra manifestazione, provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia. Questi ragazzi sono tutti under 18 e stanno provando per la prima volta a cimentarsi nella pista che abbiamo noi realizzato. È la manifestazione con più partecipanti mai realizzata fino adesso. Com'è andata la manifestazione di Agrigento? Credo che sia andata benissimo, oltre ogni rosea previsione. Questo è il primo meeting che facciamo al sud, nelle regioni del sud. Al massimo eravamo arrivati a Roma, quindi centro Italia, però avere qua una cinquantina di giovani under 18 appassionati di Vespa, con le loro maglie, tutti entusiasti, credo che è stato veramente un bel momento. Con la Vespa unisce l'Italia da nord a sud, possiamo dire. Sì, la Vespa unisce l'Italia, ha unito anche l'Europa. Purtroppo non siamo in un bellissimo momento, ma certamente l'Italia unisce, cioè la Vespa unisce tutta l'Italia, e appunto ha unito anche l'Europa, perché siamo stati il primo club di Marca ad avere un'organizzazione internazionale europea. Come vede il futuro, negli anni 50. Come vede il futuro di questo che è stato un mezzo di locomozione per tanti italiani, europei, oggi è soprattutto una passione? Ecco, come vede il futuro in un mondo in cui sta cambiando tutto molto velocemente, si è passati già all'elettrico anche per le 2 ruote, con la Vespa resiste nonostante tutto. Allora, come immagina? Io dico sempre che ogni Vespa ha il suo tempo e ogni tempo la sua Vespa. Siamo passati dalle mitiche faro basso degli anni 50, ultimi anni 40 e poi anni 50, poi c'è stata un'evoluzione, poi siamo passati alle PX, poi è arrivata l'automobile, la Vespa ha avuto dei cedimenti e poi ha ripreso, appunto da mezzo di necessità per andare al lavoro, è diventata una moda, è diventata un mezzo per divertirsi, e quindi io credo che noi come Vespa Club d'Italia abbiamo avuto dagli anni 90 un incremento del 10% su tutte le nostre attività ogni anno, e credo che questa moda andrà avanti per sempre e non si fermerà mai. Ecco, l'occasione è stata anche per testare il polso dei club locali, il club di Agrigento, Caltanissetta, quelli insomma dell'Inter, della Sicilia e del Sud in particolare. Ecco, qual è lo stato di salute di questi club? Allora, la Sicilia è una delle regioni che ha più club
ha circa 73-75 club nella regione, per cui è una delle più numerose come club e gli appassionati sono tanti, per cui credo che siamo in salute, siamo veramente un movimento in salute, diciamo, ecco, senza dubbio. Suggerimenti per chi si vuole avvicinare a questo movimento? Ma io credo che la prima cosa che dobbiamo fare, noi appassionati di una certa età, giovani o meno giovani, è cercare di far appassionare i nostri figli. E poi adesso la Vespa, dicevo prima che ogni tempo ha la sua Vespa e ogni Vespa ha il suo tempo, adesso ci sono le Vespe nuove, automatiche, 4 tempi, e invece di prendere un'altra moto magari straniera compriamo le Vespa italiane. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.